Marilena Fusco, CIA Pescagri, prima giornata di questi Stati Generali della Pesca del Veneto 2022, una sensazione. La sensazione è che dobbiamo continuare così, dobbiamo sempre di più dar voce alle problematiche, perché purtroppo quando si parla di pesca e di acquacultura non si parla mai di cose belle, ma si parlano di problemi che si accavallano per gli operatori del settore, per le cooperative, per i consorzi, ma soprattutto, io amo dire perché è così, per le loro famiglie. Tanti addetti in difficoltà. Oggi non solo il settore della pesca con appunto problemi, caro gasolio, tutto quello che sentiamo tutti i giorni nelle televisioni, ma sta soffrendo molto anche l'acquacultura, perché è un tema che noi sentiamo molto come Pescagri CIA e che portiamo come nostro, diciamo, segnale forte agli Stati Generali della Pesca è questo problema ambientale scientifico che oggi ancora non si sa come risolvere, ma sarà anche molto difficile, è la marinizzazione della laguna. Oggi questo è un problema veramente incisivo che sta tormentando il settore dell'acquacultura. Purtroppo la siccità e l'avvicinarsi sempre di più dell'acqua salata alla laguna sta portando veramente dei grossi problemi. Io sono una persona positiva e propositiva, confido che gli Stati Generali della Pesca aumentino questa voce, gran voce sulle problematiche del settore e io come sempre concludo dicendo che mi appello alle altre associazioni perché insieme possiamo risolvere i problemi e non facendo i primi della classe che non porta da nessuna parte.